Buonasera e benvenuti a tutti. Sono le 18:08, iniziamo il Consiglio Comunale. Passo la parola alla segretario per l'appello, grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Soligo Francesco, presente. Borsato Lorenzo, Assente giustificato. Scotton Lucia, Presente. presente. Pizzinato Riccardo, Presente. Carrò Marina, presente. Gagno Riccardo, Presente. Galiazzo Dario, presente. Borghetto Lucina, Presente. Novello Francesco, presente. Bonotto Carla, presente. Bovo Simonetta, Calegari Alessandra, presente. Panigale Arturo, presente. Carraro Mario, presente. Bettiol Vittorino, presente. Girasole Camilla, presente. Parchi Loriana Emanuela, presente. Sono 16 presenti, un assente giustificato. Grazie dottoressa. Nomino gli scrutatori per questa sera, che saranno i seguenti consiglieri: Bettiol, Bonotto, Pizzinato. Come preannunciato in conferenza capigruppo, questa sera abbiamo il piacere e anche l'onore di avere qua la squadra di rugby femminile del Villorba, che l'ente comune vuole omaggiare di un riconoscimento in seguito ai risultati riportati. Prego Sindaco. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui e di rivedervi qui in questa sala consigliare, dove appunto il Consiglio Comunale vi omaggerà di una targa per i risultati che sono stati, che avete ottenuto in quest'anno. Stavo dicendo calcistico, Sara. No! Ti rendi conto? E ne abbiamo parlato tutta stamattina. In questi risultati sto scherzando, perché io e Sara questa mattina siamo stati in un'emittente televisiva appunto per portare la testimonianza di quanto valore ha lo sport sia in ambito culturale e sociale, e soprattutto i risultati si ottengono se dietro ai nostri giovani c'è una società solida e soprattutto delle famiglie che vanno a pari passo con lo sport. Quindi adesso io invito l'assessore Egidio, che si è speso molto e si sta spendendo con le nostre attività sportive, a venire qua. Abbiamo preparato 2 piccole targhe sia per lo scudetto campione d'Italia ma anche per l'Under 18, che è notizia di pochi giorni che insomma sono diventati campioni d'Italia anche loro, quindi complimenti ancora. Vi invito, se volete facciamo prima l'Under 18 e poi voi, o tutte e due assieme. Presidente, come desiderate. Io mi porto qui davanti assieme all'assessore. Prego. Sì, buonasera a tutti. Intanto vorrei ricordare appunto che stasera premiamo la Under 18 che hanno vinto la finale a Parma, il stadio principale di rugby, campo neutro, hanno vinto il campionato italiano. E oltretutto vorrei fare un applauso alla Sara, perché oltre che dopo aver vinto il campionato di Serie A Elite, è l'allenatrice, ha portato a vincere anche l'Under 18 da lei allenata. Niente, non sono il capitano, sono il vice, non mi prendo il merito perché è stata, dal mio punto di vista, oltre che Sara Teresa, le sue parole sono servite, però tutti hanno messo il loro. Mi rendo conto che senza nessuna si sarebbe riuscito a fare quello che si è riuscito a fare. E basta. È il primo anno che gioco, sì.
Beh, allora, l'anno scorso eravamo ancora qua, non so se più o meno lo stesso periodo, e vi avevo annunciato che sarebbe partito il progetto della Juniores, coordinato da Sara come responsabile tecnica e sempre poi supervisionata dal nostro DS Beppi Zanatta. Beh, che dire, sembra stia funzionando. Primo anno, un primato. L'Under 16 comunque, sì, quando si perde in questi campionati, quando si perde una partita già si è fuori dalla classifica, quindi l'Under 18 nel girone di andata ha perso solo una partita, però l'ha persa e quindi è finita nona su 19, 20, l'Under 16 sì, quindi insomma i risultati si stanno facendo vedere. E sì, come ha detto Sara, il merito è sicuramente in primis delle ragazze, che sono quelle che scendono in campo, anzi prima si allenano indistintamente dal meteo, scendono in campo, si divertono ma prendono di quelle botte, e quindi e poi sicuramente da questo secondo me il valore aggiunto è stato questo, parte tecnica coordinata da Sara e supervisionata da Beppi, quindi siamo contenti come società, perché non diventiamo solo noi rinomati, ma facciamo anche del nostro comune e della parte della comunità, rendiamo fieri tutti quanti, insomma questo mi sento di dire. Questa mattina abbiamo affrontato appunto in questa emittente televisiva qual è il segreto di queste società, che a Villorba abbiamo 24 titoli nazionali, quindi è un mondiale, quindi qual è il segreto? E appunto con Sara in trasmissione abbiamo detto qual è il segreto, Sara? Non l'ho ancora capito in realtà. No, dai. Il segreto secondo me è mettere sia noi atleti, ma sia le società, sia il comune stesso, il massimo impegno, la massima dedizione con sacrifici, duro lavoro e niente, penso che sia questo. Bene, adesso veniamo ai campionessi d'Italia. Io ero presente alla finale di scudetto, non me ne intendo di rugby, di altri sport sì, però quella giornata è stata veramente emozionante perché ho visto, a parte i dirigenti, le ragazze, ma ho visto le famiglie che hanno fatto veramente un tifo e un gruppo mai visto, mai visto. Quindi il mio consiglio ai giovani: avvicinatevi allo sport, a qualsiasi sport che vogliono fare, perché lo sport porta condivisione, porta rispetto di regole e soprattutto rispetto per il prossimo. Complimenti ancora, e da parte nostra è con orgoglio che un piccolo pensiero, una targa che comunque ricorda quello che è stato fatto appunto a 28 maggio, giusto? A Mogliano? 10 maggio, scusate, 28. Va bene? Sì, vorrei ricordare che non è il secondo scudetto, è il terzo scudetto questo qua, 2 consecutivi, perché nel 19, se non sbaglio, prima della pandemia, avevano vinto il campionato italiano lo stesso. Perciò abbiamo una società che fa famiglia, perché come ha detto il sindaco, a vedere le famiglie che erano sugli spalti è stata una cosa meravigliosa. Grazie ragazzi, grazie ai rugby, grazie ai dirigenti. Sì. Ho chi questo mestiere lo sta a fare molto ma molto meglio di me, quindi lascio la parola a Prando. Se fosse per Sara non sarebbe così, perché io Soligo è riuscito a intervistarla, io mai. No. Sì, lo so. Va bene, allora, no, io sono contento di essere in questa famiglia,
mi hanno cooptato per fatti giornalistici, quindi sono volentieri un consigliere addetto alle relazioni esterne e non potevo non essere sensibile a nome della società all'impegno da parte del comune di Villorba. Devo dire che come villorbese poi sono particolarmente soddisfatto, perché così faccio anche l'unplan, ogni volta dico che sono di Villorba, sono contento 2 volte, una volta come cittadino, una volta come uomo di rugby e di sport. Devo dire, il sindaco lo sa e mi permetto di farlo per primo perché se lo merita, abbiamo una targa per l'assessore allo sport che è onnipresente e quindi, ma oltretutto è anche molto molto vicino a noi in tutte le occasioni. Quindi il compito è al Presidente ovviamente per questa targa, ricordo. Ecco, e ovviamente il sindaco che io conosco bene, che apprezzo come persona e come politico. Devo dire che fare il sindaco credo non sia una bella esperienza se non in mezzo ad un gruppo che lavora. Questo è sicuramente certo qui a Villorba perché le cose vanno bene e poi nello sport diciamo che la bravura delle nostre ragazze, di tutte le ragazze di tutti gli sport aiuta a fare in modo di far conoscere questo comune così importante. E allora anche al signor sindaco questa targa è il nostro omaggio per quest'anno nella speranza che faccia la collezione negli anni prossimi. Io ringrazio Prando che stimo come persona e comunque anche come giornalista. Io vi devo raccontare questo aneddoto che quando io sono stato eletto nel 21 mi hanno invitato a vedere la finale di scudetto al Treviso Basket. Sono andato, hanno perso. Mi hanno detto guardi sindaco, con tutto rispetto, non venga alle finali. Quindi quando voi mi avete invitato ho detto vado o non vado, ma io ero sicuro che vincevate perché siete talmente brave che quindi non c'era dubbio. Un'ultima cosa, speriamo vi faccia piacere, le ragazze vi donano una maglietta con lo scudetto firmata da tutta la squadra. Buone vacanze, ma soprattutto a settembre buon campionato. Ci rivediamo qua. Vi aspettiamo il prossimo anno. Sì, qua in realtà ci sono delle ragazze che fra poco partiranno per fare il mondiale, quindi un in bocca al lupo. Sulla mano, Alessandra Transitani, Aura Muzzo, Beatrice Capomazzi. Ne avevo una che potrebbe giocare ancora in nazionale. Ma se io che devo andare. L'ultima cosa, vi invito da settembre quando inizierà il campionato a venirci a trovare e a divertirvi con noi, magari anche oltre al rugby, una birretta e un panino unto ci sono sempre. Anche il 2 c'è la festa. È il 2. Sì. E sabato 31 abbiamo il pomeriggio il torneo mini rugby Città di Villorba, ormai è la 4ª edizione. E quindi anche lì se volete, mi hanno dato i numeri ieri, dalle previsioni sembrerebbero 450 bambini dall'Under 6 all'Under 12, quindi sì. Poi il 2 giugno siete invitati tutti a pranzo, c'è la festa di fine anno sportivo, il 7 abbiamo il primo torneo Under 14 Panorama e dopo così. Grazie ancora, grazie. Grazie a tutti. Ciao, grazie, complimenti. Grazie.
30 anni mancano altri. Anche a 40. Cioè, a 20 anni, dai 20 ai 25. Cioè, le credevo più alla TV, non so. E mancano altri. No? Sì, si prende uno sport in cui in effetti i lividi credo. Ah sì. Sì, anche troppo mascolino. Però. Anch'io. Sì. Però loro, bravo, uno sport massiccio. Va bene. Volevo aspettare il sindaco. Sì, che magari hai salutato. Bene, proseguiamo con i lavori del Consiglio. Punto numero 1, comunicazioni. Si è prenotata la consigliera Girasole, prego. Grazie, buonasera a tutti. Non chiedo, no? Volevo riportare due diverse segnalazioni, grazie, non mi veniva il termine. Innanzitutto la prima ha a che fare con la scuola dell'infanzia Collodi. Appunto, confrontandomi con diversi genitori, mi è stato riportato un tema importante di carenza di risorse all'interno della scuola, sia per appunto dotazioni interne come materiale scolastico, tappetoni, che per interventi manutentivi più rilevanti, a partire, vabbè, il parcheggio già lo sappiamo, è già stato portato diverse volte all'attenzione di questo Consiglio, però anche le reti, la stessa manutenzione delle pareti esterne che sono molto compromesse, hanno un sacco di muffa, e appunto anche il fatto che più volte, insomma, è sempre più frequente la richiesta appunto da parte della scuola alle famiglie di contribuire a volte anche proprio, non so, la stampa dei diplomini di fine anno, addirittura adesso i gazebo per fare la festa di fine anno. E quindi ecco, c'è un po' un interrogativo rispetto a insomma, il supporto che possa fornire il comune, per esempio appunto rispetto alla fornitura e al montaggio dei gazebi, che ovviamente hanno anche un'incidenza importante sia in termini di costi ma anche proprio poi di saperli montare, eccetera, così come proprio il materiale di tutti i giorni, insomma le colle, cioè c'è carenza in generale di risorse, mi è stata segnalata con forza questa cosa e quindi ve la riporto sapendo che appunto c'è del supporto alle scuole dell'infanzia e quindi chiedendomi come e quanto anche questa necessità possa essere valutata. E questo è un tema. E l'altro invece ha a che fare appunto con la difficoltà, che immagino ne siate consapevoli, con cui sta vivendo la scuola di musica che si appoggia della banda comunale il trasferimento dalla sede di Villorba. Anche qui è stata riportata con molta, insomma, ecco, sì, con molto dispiacere questo trasferimento, sia perché è vissuto come un togliere un'attività culturale alla frazione di Villorba che comunque non ha, insomma, non è particolarmente esposta a stimoli culturali direttamente nella frazione, e poi anche la stessa sede si ritiene che lo spazio nuovo sia molto inferiore in termini di capacità di ospitalità
rispetto al precedente, e anche questo è stato riportato come qualcosa che è vissuto molto negativamente. E quindi vi riporto questi elementi per vostra considerazione. O io vivo in un altro comune, o forse no, c'è qualcosa che non... Parto dall'ultima. Banda. La banda ci siamo visti l'altro ieri. Non è vero che gli spazi sono ristretti, anzi hanno di più spazio. Io le chiedo, sa dove va la banda lei per caso? Le hanno riferito dove va la banda, non lei, perché è stato riferito molto probabilmente. A me hanno parlato in particolare della scuola di musica. Non la banda, scuola di musica. No, lei ha detto la banda. No, parlavo della scuola di musica di Villorba. E che appunto proprio ieri mi è stata fatta questa segnalazione, quindi insomma penso sia molto la scuola di presente. musica è un'associazione privata. Quella che era basata al piano terra, se non erro, del centro di Villorba. Stiamo parlando della banda, Ma lì... Ok. Scuola di musica, Amici della musica è una cosa, è scuola di musica, la banda è un'altra. Quindi vorrei capire un attimo, perché ci siamo confrontati, sono settimane che ci confrontiamo con la banda, e appunto le informazioni che a lei arrivano molto probabilmente manca qualcosa. O chi le ha formato le informazioni forse non è al corrente. A me hanno parlato della scuola di musica che è associata alla banda, quindi probabilmente ho fatto io confusione tra le due cose, ma allora questo. magari vada un po' più, approfondisca un po' più queste informazioni, Comunque, perché mi sembrano più spot elettorali che informazioni no, non è vere. uno spot elettorale. È un mese noi che parliamo con la banda e che cerchiamo una soluzione. Anche perché le ho chiesto, lei sa perché le hanno riferito dove vengono spostati? No. Sì, non vorrei... mi è stato detto al Monfort. Perfetto. A Monfort hanno più spazio di dove sono ora. Strano, perché ieri hanno proprio riportato davanti anche a tutti i genitori presenti al saggio che avranno degli spazi dimezzati, che sono molto insoddisfatti di questo, e molti genitori erano quindi me lo non ho più riporto pallida idea se i genitori poi parlino è successo ieri, per cui ma io le posso anche credere che qualche genitore... ma lo faccio apposta perché certo. che è vostro interesse avere Guardi, le posso garantire che il sopralluogo è stato associazioni. fatto con la banda la settimana scorsa, o anzi la settimana scorsa, al Monfort, dove di comune accordo è stato deciso che la loro sede sarà al Monfort. Quindi non avranno solo una stanza, ma avranno 3 superiori a dove sono ora. Forse quindi questo comune accordo... condiviso con la direzione della banda. Okay. Forse questo comune accordo non è proprio... Sì, a volte la gente gli piace sparlare giusto per parlare di qualcosa. Per quanto riguarda la Collodi, è una scuola statale, noi nei POF mettiamo i soldi per le spese anche di cancelleria, quindi si devono rivolgere al loro dirigente. Io ho fatto visita proprio l'altro giorno alle insegnanti, non mi hanno riferito nulla di tutto quello che lei mi ha riferito, tranne che il parcheggio, che comunque viene sistemato periodicamente. Il fatto che non sia stato riferito direttamente a lei non vuol dire che non esista come tema, probabilmente. Ma guardi, non se si il sono sindaco sentite... va all'interno della scuola, certo, le insegnanti che fanno appunto queste richieste, io insomma non sono una persona che mette su dizione, quindi ho chiesto, avete bisogno di qualcosa? Sa cosa mi hanno chiesto? Le mappe del comune di Villorba da regalare ai bambini. Bene, io le segnalo che c'è un tema di gazebi per la festa di fine anno. Sempre dati, ma non li hanno chiesti. Le segnalo che li hanno appena richiesti a tutti i genitori, quindi evidentemente in quel momento non gli sono venuti in mente, ma è un tema presente. Quindi forse vale la pena... Li abbiamo sempre dati tutti gli anni, li abbiamo montati, ma non è arrivata nessuna richiesta di questo tipo. Bene, forse gliela segnalo perché ai genitori è arrivata ma invece. Lei può segnalare tutto quello che vuole, ma se... Forse non c'è l'aspettativa che vengano forniti, non lo so, ma è stata fatta una richiesta. Ma se li diamo tutti gli anni. Le riporto quanto mi è stato riferito. Ma dobbiamo essere un po' oggettivi, consigliere. Lei è un consigliere comunale. Avete fatto la richiesta al comune? No. Allora fatela. Sì, guarda, è la stessa cosa che ho suggerito io. Fate una richiesta al comune. Ho suggerito ieri, quindi forse la io non porterei neanche queste comunicazioni prima, mi assicuro che la richiesta venga fatta e che poi il comune dica no, non te li do. Allora porterei la comunicazione. Ma siccome anche sul parcheggio è stato mandata sembra una che poi lettera... il comune è brutto e cattivo, non fa questo. La muffa. Assessore? Sì. Gli esterni, la rete rotta, la rete tutta rotta attorno.
No, allora, al di là del fatto che abbiano o no fatto richiesta, un anno o due fa, ma diciamo un anno per non volerci allargare troppo, su una modalità di gestione che lasciava molto a desiderare dopo nella risoluzione dei problemi, succedeva cosa? Che chiamavano qualsiasi numero di telefono, e parlo, e non faccio nomi, ma tra virgolette persone all'interno della scuola, contattavano qualsiasi numero di telefono avessero disponibile o a conoscenza operai del comune, assessori, consiglieri, qualsiasi cosa, e davano, ho sto problema, c'è quel problema, e da lì per loro era, ho segnalato il problema, ok? E quindi qualcuno doveva risolverlo, ma la comunicazione andava dispersa da qualsiasi parte perché non aveva un filo conduttore logico. E allora ci siamo relazionati, abbiamo condiviso e recepito che c'era questo modo non corretto di comunicare, e quindi le cose non andavano neanche a buon fine, perché dopo magari quello che lei sta dicendo fa parte di questo sistema che in realtà dovremmo aver debellato. In che modo? Abbiamo detto a tutti i plessi, a tutti i referenti, di contattare un numero specifico, un ufficio, e in più abbiamo dato l'input a una persona che si occupa tendenzialmente di tutti quelli che sono i problemi all'interno dei plessi, cose che riguardano il comune e l'amministrazione, di passare mensilmente, e se non era sufficiente a cadenza quindicennale, e a chiedere e farsi dare una relazione, un dettaglio, gli input di tutti quelli che erano i problemi che riscontravano e che avremmo dovuto prendere in carico e risolvere. Quindi io non sono a conoscenza di quelle segnalazioni che lei ha esposto oggi. Geometra Merotto è qua? Non credo, perché in genere fa part-time mattina. Per cui domani mattina mi informerò se abbiamo queste informazioni. Se non le abbiamo, mi dispiace, ma convengo assolutamente col sindaco che continuano a fare mercato dicendo che c'è questo problema, ma se lo tengono e lo dicono solo, dico, al consigliere, alla consigliera, al tizio, a Caio Sampronio, non andiamo da nessuna parte. Ma abbiamo istituito un modus operandi informando, dicendo da oggi in avanti, per cortesia, facciamo in questo modo, nella maniera in cui noi abbiamo effettivamente la segnalazione, e cerchiamo di risolverla. Dopo non abbiamo né la bacchetta magica né il salvadanaio sempre aperto, pronto, disponibile, quindi facciamo quello che possiamo nelle modalità e tutto il solito tran tran. Ma se non ci arrivano e vanno e fanno il giro delle 7 chiese e poi per sbaglio arriva qualcuno che ce lo dice dicendo è da tanto che abbiamo... mi dispiace, ma... So che sul parcheggio è stata inviata una lettera ancora questo inverno anche al dirigente, se non ho capito male, in copia all'assessore AS, a cui è stata fornita una risposta dicendo, appunto, l'assessore AS ha risposto che avrebbe condiviso la richiesta con l'assessore ai lavori pubblici, e poi non so, ecco. Vabbè, parcheggio chiedevano l'asfaltatura. Sì, e anche, io sarei ben felice di avere i soldi per asfaltare tutti i parcheggi sterrati. Anche delle segnaletiche, perché c'è un tema di parcheggio selvaggio. Per parcheggiare segnaletiche a terra. Diciamo che bisognerebbe anche che quel parcheggio fosse di proprietà nostra. Di chi è la proprietà? Bisognerebbe che fosse nostro. Per quanto riguarda le spese di funzionamento, noi comunque a inizio anno diamo sempre un budget. Se non è sufficiente... Scusa, Sindaco, parlo del parcheggio di fronte. Ah, scusa, no, mi sbagliavo con Lancenigo. No, non forte. Sì. Allora, segnaletica sulla ghiaia è difficile farla. Stavo pensando. È chiaro che quel parcheggio richiede un parcheggio a spina di pesce, ma lo chiede come si entra in auto, cioè voglio dire, poi sinceramente se si parla di terreno ghiaioso, buche, sì, ma indicazioni come parcheggiare è la prima volta dopo 20 anni che io sono in amministrazione e che seguo le scuole. Molto probabilmente i genitori cambiano e altre esigenze arrivano. Su quanto riguarda le spese di funzionamento, noi diamo un budget ogni anno che comunque è concordato con la scuola, quindi se hanno bisogno di colla, carta, noi non abbiamo mai detto questi vi devono bastare, se c'è necessità comunque noi rimpinguiamo, ma se non arrivano
Se non arriva a noi la comunicazione è difficile. Bene, ma questo è un Quello che non messaggio riesco proprio a importante. capire è perché tutte queste segnalazioni negative arrivano solo da una parte e non dall'altra. Torno solo un Sarà un secondo. È caso. importante che vi arrivino, no? Torno Questo è solo il un nostro- secondo. L'importante è che questa è la siano nostra attendibili. funzione. L'importante lo perché sono. quelli della banda proprio non sono attendibili. Guardi, segnalazioni di Guardi, ieri. guardi, il sindaco è Molto qua, fresche. che vengano, pure io li accetto volentieri e le spiego tutto, dalla A alla Z, sì. perché se Ammettiamo che nella l'amministrazio- comunità esista del dissenso Ma ed certo, è normale, ma fa certo, parte ci di una mancherebbe, comunità. E non allora, siamo cioè, perfetti, ma se qualcuno ha problemi e dire che la banda avrà degli spazi, vengono buttati fuori, la frazione di Villorba non avrà più un polo culturale, che comunque... No, vengano, gli dico io la verità. Non ho problemi a dire sì, abbiamo ridotto gli spazi perché quelli abbiamo. Non ho problemi a dirlo. Non vado a dire sì, di là state meglio per convincere a stare là, perché alla banda gli sono state date 3 opzioni e hanno scelto loro. Grazie. Si è prenotato il consigliere Bettiol, prego. Allora, per segnalare, visto che è collegata direttamente con l'iniziativa che abbiamo fatto prima come amministrazione, cioè l'avvicinamento dei giovani alla politica, consegnando appunto la Costituzione in neo elettori che potranno esercitare il voto avendo compiuto i 18 anni. Chiedo se non sia vergognoso da parte di questa amministrazione chiedere per l'utilizzo di una stanza per un appuntamento elettorale più di 250 euro per 3 ore. Cioè, se vale la pena per avvicinare le persone alla politica e quindi a una discussione dove possano partecipare la popolazione di questo comune, chiarirsi le idee su cosa dicono i referendum, oppure le elezioni comunali, oppure le elezioni regionali e via discorrendo. Non è possibile che un partito di opposizione chieda la sala e gli venga chiesto la bellezza di 250 più euro. Quindi se non ritenete sia possibile, per far circolare la democrazia, abbassare queste cifre. Questo è uno. L'altro è rispetto le aree, i parco giochi che ci sono. Se ogni tanto qualcuno passa per verificare i giochi come sono messi. Cioè io su quella di Fontane ho riscontrato che c'è un tipo di giostra dove c'è il passaggio dei giovani sul passaggio, diciamo, al ponte. Via Po, Chiesa Vecchia. Dove abita Breda, dietro la Via Po. Chi è Breda? Sia Via Po sia poi anche su quella Chiesa Vecchia mi sembra che lì manchino 2 altalene addirittura. Allora si trattava di capire se c'è qualcuno addetto a verificare la situazione dei giochi. Grazie. La verifica dei giochi viene fatta, non voglio dire mensilmente, trimestralmente, per capire anche come sono le condizioni dei giochi, perché capisco che un gioco poi può essere rotto e pericoloso. Ma manco di altalene, vabbè, ce lo segnala, vedremo se c'è la necessità di aggiungere su quello di... Aggiungo una cosa sulle aree. Cioè, non sarebbe male che fosse messo sulle aree pubbliche un numero di telefono o il WhatsApp perché qualche genitore coscienzioso segnali magari... No, ma guardi che le segnalazioni arrivano. Okay. A me personalmente arrivano, e anche con molta discrezione e educazione, che questo è una cosa che non è scontata. Nel parco di Chiesa Vecchia so che c'era un problema sul trenino, che si era staccato un pannello, quindi era pericoloso perché c'erano appunto delle viti, ed è stato sistemato. Però se evidenziate altre problematiche in giro per il territorio, ben venga, insomma, le segnalazioni più che oggettive, noi siamo pronti a ripararle. Per quanto riguarda la sala, semplicemente c'è un regolamento, che il regolamento è stato votato da questo Consiglio, quindi l'aggettivo vergognoso lo trovo un po' esagerato.
anche noi se dobbiamo farlo come forza politica paghiamo, non è che... quindi fate una proposta a cambiare i regolamenti, non lo so. Quindi non credo che siano i 200 euro che impediscano a un partito o a un movimento di fare un po' di ideologia politica ai giovani. Cioè, se ci fermiamo davanti ai 200 euro siamo presi male. Comunque, se volete rivedere il regolamento, siete consiglieri comunali, potete richiederlo. Volevo, perché prima mi sono dimenticato, perché quella della banda mi ha fatto un po' innervosire, soprattutto perché la banda, la prima proposta che avevamo fatto alla banda era proprio qui alla scuola Pastro. Sono stati loro a non volerla. No, si riconfronti lei. Perché io so benissimo come è andata, perché l'abbiamo seguita io e l'assessore, quindi più volte, insieme anche alle altre associazioni, condivisa. E quando hanno optato per andare al Monford, quindi non più di 3-4 giorni fa, anch'io sono rimasto sorpreso. Semplicemente non perché qui siamo in un ambiente nuovo, di nuova costruzione, più spazioso, ma semplicemente perché i metri quadri sono gli stessi che hanno dall'altra parte. L'unica cosa che mi hanno richiesto è l'ascensore al Monford, che c'è, perché gli abbiamo permesso di usare quello che usano gli utenti ai nostri uffici. Quindi, molto probabilmente, sabato non erano al corrente di come sono andate le cose, che sono state comunque concordate la settimana scorsa. No, io verifico con quelli della banda, non ho nessun problema. Scusate, sarà il registratorino che si era scaricato. Bene, mi sembra volesse parlare anche l'assessore Dussin, però è andato a prendere informazioni. Deve dire qualcosa sul regolamento delle... No, l'applicazione del regolamento, cioè hanno applicato il regolamento. Proseguiamo? Se non ci sono altre comunicazioni. Mi sembra che volesse parlare, ma non... si è assentato. Vabbè, comunque, proseguiamo. Punto numero 2. Approvazioni verbali di precedenti sedute. Si tratta dei verbali della seduta del 9 aprile 2025 e nello specifico la numero 7, la numero 8, la numero 9 e la numero 10 e i verbali della seduta del 28 aprile 2025, la numero 11, la numero 12, la numero 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Do per letti i verbali e pongo in votazione il punto. Prego, consiglieri, votate. Sedici presenti, essendo il consigliere Borsato assente, 16 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. L'Assemblea approva. Scusate, 16 presenti, 16. Sì. Punto numero 3. Approvazione nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Ho visto che si è già accomodata la comandante Ciambotti. Buonasera e benvenuta. Passo la parola a lei. Certo. Prego. Buonasera a tutti. Ho sbagliato, scusi un attimo. Prego. Okay. Buonasera a tutti e grazie di essere qui. Siamo di nuovo qui per il regolamento dell'organizzazione e funzionamento del gruppo comunale di protezione civile sul suggerimento della Regione, la quale ci ha chiesto di andare a implementare il regolamento secondo lo schema che ci hanno dato
ed è uno schema che va a implementare tutte le normative previste, quindi il nostro regolamento forse era un po' scevro riportando le normative e quindi abbiamo voluto rifarlo adeguandolo alle normative, quindi nel nuovo regolamento sono riportate normative e alcuni codici spostati, alcuni commi e alcuni articoli sono stati spostati ma messi secondo il regolamento. Niente di che, ci siamo adeguati a quello richiesto dalla Regione per poi anche essere conformi anche a quello degli altri comuni con cui io collaboro. Grazie comandanti, si è prenotato la consigliera Callegari, prego. Sì, grazie. Premesso che ovviamente, come è stato detto anche in Commissione Affari Istituzionali, sì, trattandosi di un adeguamento, nel merito non è che andiamo tanto a discutere. Ci siamo ritrovati a discutere più che altro del regolamento in sé, non tanto sulle modifiche che sono state fatte nello specifico. Vi chiedo una cortesia per le prossime volte che verranno portate che verranno convocate delle commissioni, se è possibile avere un passaggio tra la convocazione e la commissione stessa un pochino più lungo, per permettere anche a noi poi di poter interagire con chi fa parte della commissione, in modo da, poi magari non era possibile in questo caso, però in modo da poter portare già in commissione eventualmente degli altri contributi. Ci è venuto solo in mente, ci siamo confrontati con delle persone che hanno, io stessa ho fatto parte della protezione civile a suo tempo, ma ci siamo confrontati anche con altre persone che hanno fatto parte di enti simili, volontari di vigili del fuoco e simili, e ci hanno fatto 2 osservazioni sul regolamento in sé, che vi riportiamo. Non so se è possibile già inserirle fin d'ora, se lo ritenete, oppure per i prossimi aggiornamenti. 2 questioni in particolare. Il primo riguardante il limite massimo di età, non tanto per la partecipazione al corpo in sé, perché sappiamo che se mettiamo un limite di età per la partecipazione, probabilmente il 90% dei volontari sarebbero fuori. Però per una questione di sicurezza in fase di emergenza ci chiedevamo se non fosse il caso di inserire così come c'è per esempio per i volontari che guidano i pulmini, che c'è il limite di 75 anni, che non so se è il caso di inserire un limite analogo per quanto riguarda l'operatività in emergenza per determinate operazioni, posto che il regolamento prevede che sia il coordinatore a scegliere poi le squadre, quindi immagino che voi abbiate inteso che il coordinatore non solo sceglie in base alla formazione o a quello che è scritto, vi leggo il passaggio, che il coordinatore, scusate, operativo organizza le attività secondo gli indirizzi dell'assemblea sulla base delle eccolo qua. Coordinatore cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni di ciascun volontario, potrà svolgere in linea in osservanza alle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento. Io per essere più specifici sull'argomento età e competenze raggiunto un certo livello, diciamo, di anzianità, specificherei anche in base a le capacità psicofisiche della persona. Allora, risposta alla prima domanda, forse non ha il microfono. Mi scusi. Ah, no, non ha finito, scusi. Sì, dico la seconda che così dopo sì, può scusi. rispondere tutto. E sempre riguardante questo, un po' l'ambito di cosa può fare ciascuno, mi segnalavano, però non so se sia il caso, ripeto, che in altri regolamenti, per esempio quello dei volontari dei vigili del fuoco,
il regolamento stesso riporta l'elenco delle competenze e abilitazioni che il gruppo deve avere nelle persone di cui dispone per poter essere effettivamente pienamente operativo in caso di emergenza. E quindi mi chiedevano appunto, perché siccome si cita il fatto del piano di emergenza comunale, e mi dicevano, in caso in cui dovesse succedere un'emergenza e nel caso in cui il gruppo di protezione civile sia effettivamente operativo, ci sono delle abilitazioni e dei ruoli minimi che deve avere per poter essere utile e non dannoso ai fini dell'emergenza? Ecco, questo è il tema. Va bene. Parto dalla prima. Allora, mi scuso sulla richiesta di essere così celere nella richiesta di approvazione di questo regolamento, è perché vorrei portare a conclusione un iter che abbiamo cominciato qualche mese fa quando sono arrivata, che per motivi non dettati dal Comune e non da me abbiamo dovuto ritardare fino a ultimo la risposta della Regione, che ci ha detto per favore adeguatevi a questo, e quindi per non lasciare ancora in questo limbo la nostra protezione civile ho cercato di accelerare il più possibile per chiudere il cerchio. E penso che poi, se succederà ancora, vi darò più tempo per discutere sulla vostra. No. Per quanto riguarda limiti di età, allora i volontari fanno anche delle visite mediche sulla potenzialità della loro fisicità e quindi ovviamente se hanno possibilità di fare determinate attività o meno. Vero è che la protezione civile, questa protezione civile in particolare, sta crescendo e abbiamo molti ragazzi giovani che si stanno avvicinando, ma abbiamo anche persone che si sono avvicinate quando un tempo erano più giovani, e non me la sento nel modo più assoluto anche perché sono i veri fautori di questa protezione civile, quelli che ci hanno creduto sin dall'inizio, dire cioè 72 anni, secondo me non puoi più farne parte. Piuttosto si va a creare dei profili più adeguati all'età, che può essere un profilo logistico, piuttosto che gestione dei mezzi, piuttosto che anche semplicemente la pratica stessa del tenere le carte in ordine. E quindi, siccome tutti per me sono importanti, bisogna indirizzarli sulle loro attività. Tutti i volontari, dal primo all'ultimo, hanno l'obbligo sia formativo che di aggiornamento, quindi per potersi avvicinare alla protezione civile devono sapere che è una vocazione e non è un gioco, quindi devono dedicare del tempo in modo molto costante a fare dei corsi con attestazioni finali a seguito di un esame che gli permette e li abilita ad operare nella protezione civile. Tutti i nostri volontari, e questo è un vanto anche per l'amministrazione ma per il comune tutto, hanno passato questi corsi e sono passati positivamente, e sono corsi base che sono di 44 ore, che non è una passeggiata, perché vuol dire occupare 3 fine settimana impegnativi da 8 ore l'uno, per arrivare a poter affrontare la protezione civile in sé, l'intervento emergenziale, e da lì possono solo che crescere. Questo fine settimana abbiamo i corsi primo soccorso e parteciperanno, stiamo facendo i corsi radio, i corsi motosega, perché domani, quando dovranno affrontare un'emergenza, potranno esserci e ci saranno preparati con tutti i DPI e con tutto quello che ne prevede la normativa. La normativa della protezione civile è una normativa specifica ed è dettata da un decreto legge, che è il decreto legge numero 1 del 2018, e non credo che abbia la stessa peculiarità di quelle che possono dettare altri gruppi di volontariato come quelli di Vigili del Fuoco. Questa normativa è molto stringente e ci vincola in tantissime cose, tra cui anche appunto il regolamento, in particolar modo l'iscrizione al RUNS e altro. Quindi sì, può darsi che potremmo essere un po' più esaustivi mettendo cose in più nel regolamento per dire chi fa cosa, ma forse potrebbe essere più un disciplinare tecnico all'interno del gruppo stesso. Comandante, lei è stato troppo buona nel rispondere. Sì. Sì. Perché il regolamento ci è stato imposto dalla Regione Veneto.
Se c'è qualcosa da cambiare, scrivete alla Regione Veneto che secondo voi o secondo chi vi ha consigliato bisogna inserire altri comi e articoli. Noi stiamo aspettando che la Regione Veneto ci iscriva al RUNS e per iscriverci al RUNS ci serve un regolamento dato dalla Regione Veneto, copia e incolla, che non è un regolamento che possiamo fare noi, che può fare il comandante. No, ho aggiunto delle piccole Sì, cose, va ma bene. proprio delle minime cose in aggiunta al RUNS, ma gestionali di poco conto, ma proprio sono piccole. Anche perché ce l'avevamo un regolamento e ci hanno detto che non andava bene, quindi Non richiedo perché ce l'ho poi non già siamo la- scellerati che facciamo fare ai nostri volontari cose che non possono fare o che non hanno formazione. Cioè io sono responsabile della protezione civile e secondo lei vado a mettere uno perché ha voglia di fare e non ha la formazione o non ha l'età a tagliare rami o a fare altre operazioni? Beh, insomma. Comunque erano 2 domande della consigliera Ah, delegata. scusa, forse ero fuori. ho ma perso tutto una male. domanda. entrambe. Risposto Ah, ok. entrambe. Se mi Perfetto. permetto, io Prego. volevo una specifica normativa. Aspetta, scusi dottoressa. Ah, aspetti che devo chiudere il microfono a qualcuno perché altrimenti c'è un limite. Chiudi il mio. Prego. Sì, ribadisco in realtà quello che ha anticipato la comandante Ciambotti. L'obiettivo dell'ente era di creare un gruppo di protezione civile iscritto all'elenco del terzo settore e per poterlo iscrivere nell'elenco del terzo settore, quindi avere i crismi anche di un'organizzazione riconosciuta, no, e potersi iscrivere al registro regionale, ci siamo dovuti adeguare al modello, che è proprio il modello ministeriale, che è questo che vedete. Quindi i riferimenti in più potrebbero stare, ecco, in una organizzazione interna che non chiameremo regolamento, ma potrà essere una disciplina, no, dei rapporti tra i soggetti ammessi e tra gli organi, posto che l'obiettivo appunto regolamentare è quello di dare una disciplina riconosciuta, insomma, e quindi riconosciuta perché giustamente diceva la comandante, la disciplina della protezione civile è una disciplina nazionale, non è una protezione civile comunale, cioè una disciplina no, sovraordinata, perché nel caso di emergenza tutti gli organi della struttura pubblica e privata, appunto perché ci sono poi soggetti che collaborano, devono avere le medesime indicazioni e le medesime modalità di intervento. Ma anche per partecipare ai bandi. Sì, per partecipare ai bandi, ma noi lo abbiamo pensato e lo pensiamo no, soprattutto nel caso di emergenza. Voi sapete che c'è un centro regionale, c'è un centro provinciale, c'è il centro comunale, tutti devono essere adeguati e anche a livello di convenzionamento della polizia locale e dei comuni convenzionati avranno tutti lo stesso regolamento. Per questo, ecco, fosse anche una formulazione non è tale, ma di emendamento sarebbe non accoglibile, ve lo dico già, No. perché l'obiettivo è quello di farla iscrivere questa protezione civile in regione. Al coordinatore della protezione civile che mi scrive, ma non gli dico cosa. Prego, consigliera. Callegari. Sì, posto che non mi pareva di aver aggredito nessuno nel mio intervento, semplicemente ho portato quella che era una perplessità da parte di chi nelle emergenze ha già operato anche con la protezione civile. E non mi era chiaro il fatto che non potesse essere aggiunto nulla rispetto a quanto previsto dalla Regione Veneto. Pensavo che dovesse essere adeguato dal punto di vista formale l'impianto del regolamento, ma che poi i singoli comuni, visto che comunque l'associazione ha un regolamento comunale, di fatto questo è un regolamento comunale, pensavo che potesse essere comunque perfezionato. Mi è chiaro che così evidentemente non può essere, però le osservazioni rimangono secondo me valide, come avete detto, da recepire eventualmente nelle modalità operative. Signor Sindaco, non è la mia, chi ha la responsabilità, è ovvio che non manda allo sbaraglio i propri soldati, tra virgolette, però vi assicuro che in caso di emergenza non è sempre scontato, avendo le persone che si hanno a disposizione, che sappiamo per fortuna ci sono, infatti quello che noi avremmo proposto non era quello di escludere
le persone da una certa età in su, ma era quello di mettere nero su bianco, come faranno eventualmente nelle modalità operative, il fatto che certe operatività non sia il caso che vengano assegnate a persone che possono avere più problemi di altri nello svolgerle. Questa era ovviamente, cioè di dare, come è scritto, per i minorenni possono essere ammessi, ma non possono svolgere attività operative previste in emergenza. Poteva essere una formulazione simile per quanto riguarda le persone, diciamo, più anziane. Questo non vuol dire che le persone più anziane non possono svolgere niente, è solo che in caso di emergenza è un'esigenza dell'organo che è deputato a dare un supporto operativo e di soccorso, il fatto che sia nel pieno della propria operatività. Questo è il senso, ovviamente, e che non crei dei problemi anche all'organo stesso, il fatto di avere i volontari. Ma guardi che questo è l'ABC del corso, di chi fa questo tipo di soccorso. Sì, io ne ho fatti di corsi, è l'ABC del corso. Sì, anch'io. Cioè io non devo mettere in pericolo per salvare una persona, la persona del certo, la figura del volontario, certo, devo assicurarmi. Sì, ma giusto? Siccome so perfettamente che io ho fatto i corsi. Allora si iscriva alla protezione civile a Villorba? Mi piacerebbe molto, se avessi il tempo per farlo, mi piacerebbe molto. Ho fatto i corsi e anche le altre persone che erano con me hanno fatto i corsi e hanno svolto l'esame e sono stati in grado di fare l'esame. Però un conto è l'operatività nel caso di un corso, il conto è l'operatività nel caso di un'emergenza. Quindi può anche essere che sia necessario specificarlo. Certo. Basta, ma non io dico le posso altro, garantire che ma è giusto l'input l'ho dato, che non voglio offendere se non nessuno. avevamo il suo input, molto probabilmente eravamo dei sceglierati. Le posso garantire che durante alcune ma io non ce l'ho con te, Francesco. ma neanche io non ce l'ho con nessuno, particolarmente stasera. Nelle varie prove che abbiamo fatto e stiamo facendo, alcune persone sono state escluse pur che volessero partecipare perché non avevano il corso, eppure stiamo facendo delle prove, perché anche in una prova ti puoi far male, e quindi io sinceramente non mi prendo la responsabilità di una persona che non è formata anche per solo fare una prova, quindi si tratta buon senso. C'è la comandante che scalpita. Poi volevo un attimo ribadire che in commissione è stata ribadita anche quello che lei aveva detto prima. Adesso mi sfugge, segretario. Che non era modificabile. È stato ribadito in commissione. No, vabbè, ma in commissione era stato ribadito. Non mi faccia la domanda. Chi c'era in commissione? Perfetto. No, che dopo sembra che quando le commissioni vengono fatte e poi non si dicono le cose come stanno, in commissione è stato ribadito. Consiglieri, è fuori il microfono. Se deve intervenire faccia una Stasera non riesco a capire nulla, allora io... Vi prego, vado via. Ho fatto. Comandante, prego. No, volevo soltanto dire che noi avevamo emergenza di uscire con un regolamento conforme alla legge nazionale per poi andare velocemente all'iscrizione al RUNZ. Degli orpelli in più sarebbero stati comunque valutati e avremmo potuto trovarci in difficoltà perché ce l'avrebbero potuto respingere. Quindi, precauzionalmente, per evitare un'altra situazione, io ho messo il regolamento base, ad eccezione di alcune frasi, ma che rientrano proprio nell'ambito di questo regolamento, per non creare difficoltà, perché la cosa che preme a me come responsabile, passatemi il termine, della protezione civile, è di chiudere l'iter, e soprattutto per i volontari stessi che non si annichiliscano nell'attesa di essere iscritti a un registro nazionale. Prego. Grazie comandante. Si è prenotato il consigliere Bettiol, prego. Sì, no, siccome il signor Sindaco era uscito, il problema era sorto perché noi abbiamo il regolamento dei volontari che possono guidare i pulmini fino a 75 anni, mentre sul regolamento qua non c'era scritto assolutamente niente rispetto
all'età. Ma l'assicurazione, quindi- l'assicurazione stessa dei volontari che a 75 anni non puoi più essere Sì, iscritto. ma perché su questo regolamento non si fa addirittura riferimento? Sì, ma perché su questo regolamento della protezione civile non si fa nessun riferimento all'età? È tutto quello. Ma perché il siccome regolamento è regionale. Sull'ultimo punto, ho capito, ma non è che la regione sia perfetta al 100%, o che qualche legge non abbia qualche codicillo sbagliato. Ogni tanto c'è un regolamento che si mette a posto, quindi era per segnalare questo, siccome anche qui si parla di guida di qualcuno della protezione civile, delle abilitazioni e quant'altro, era per capire perché non era stato messo nessun limite di età e tutto fa tutti, cioè tutti fanno tutto, per cui era quello il problema, non c'è niente No, ma io altro. sono d'accordo, ma se noi dobbiamo fare un copia e incolla del regolamento regionale per poter essere iscritti, poi le osservazioni andrebbero fatte direttamente alla fonte, alla Regione Veneto, che poi adotterà il regolamento un po' per tutte le protezioni civili iscritte al terzo settore. Ma se lo facciamo noi, ce lo bocciano, andiamo avanti altri 3 o 4, 5, 6 mesi per iscrivere i nostri volontari. Giusto? Grazie consigliere, prego consigliere Panigal. Solo un chiarimento. Siccome ho fatto parte della commissione, ne abbiamo discusso e avevo rappresentato, se il comandante si ricorderà senz'altro, il presidente anche, delle criticità e mi è stato detto appunto che non era modificabile per quelle ragioni, perché non c'era il tempo, perché doveva essere approvato anche dagli altri comuni consociati, eccetera, eccetera, eccetera. E per questo io, diciamo, un senso di, non so, chiamata la responsabilità, cioè sull'appello che mi è stato fatto autorevolmente ho votato sì. Ho detto ok, mi sta bene, facciamo così e eventualmente le modifiche le facciamo in seguito. Però questo non toglie la legittimità, io dico, della collega, dei colleghi che facciano questi rilievi, che poi magari sono anche emersi successivamente, perché prima non c'è stato il tempo. Io tra l'altro ero quella settimana, scusate, ma ero anche addirittura a Bruxelles, e è arrivato mi pare il mercoledì, giovedì, e lunedì poi c'era la commissione, per cui proprio non ho avuto neanche il tempo materiale. Sono riuscito comunque a fare, come dire, delle osservazioni che non so se siano state verbalizzate, eccetera. In ogni caso, dico, ho votato sì. E tra l'altro vi confesso ero anche incerto, perché io ero partito quasi con l'astenermi, non volevo penalizzare e votare contrario, però poi ho saputo questo, ho saputo che c'erano queste esigenze e ripeto, chiamatela come volete, come presa di coscienza, ho votato sì, per cui però ripeto, io sono d'accordo anche con i colleghi, è giusto che facciano queste osservazioni, sono cose che tra l'altro è vero, tra l'altro poi anche non discuto che lei sindaco sia ben consapevole anche della sua responsabilità, per cui non vada, e anche il comandante siano ben coscienti, non vanno a rischiare di persona, voglio dire, come dire, anche commettendo reati, perché poi oltre alle responsabilità economiche, civili, ci sono anche quelle penali. Ecco, per cui volevo chiarire questo, perché è venuto fuori prima la commissione, sembrava che ci fosse qualcosa di oscuro in commissione, non c'era niente di oscuro in commissione. Grazie, scusate. Prego, comandante. Solo per informazione, il comma che ho aggiunto: possono essere ammessi i volontari già abilitati al servizio di volontariato di protezione civile iscritti ad altre associazioni con obbligo di dichiarare che l'appartenenza di questo gruppo avrà la priorità assoluta rispetto a quello di altre organizzazioni alle quali ciascuno è descritto. Questo è quello che ho aggiunto, perché ci sono tante persone che fanno parte degli alpini piuttosto che dei carabinieri in congedo, e se vogliono fare parte del nostro gruppo di protezione civile deve prevalere su quello degli altri quando c'è un'emergenza. No. Si era prenotata consigliere Callegari? Prego. Sì,
Giusto per concludere, non era mia intenzione votare contrario, perché come detto dal consigliere Panighella abbiamo capito, c'è chiaro. No, ma voglio precisare il fatto che il suggerimento che ho dato era dettato da un spirito di voler migliorare, se possibile, visto che non è possibile migliorare questo, tenerne conto nelle fasi esecutive della vita utile del gruppo di protezione civile. Tutto qua. Grazie. Grazie dell'intervento. Se non ci sono altri interventi, porrei in votazione il punto numero 3 di questa sera, e cioè approvazione nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Pongo in votazione il punto. Prego consiglieri, votate. (16 presenti, 16 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto). L'Assemblea approva. Punto numero 4. Approvazione convenzione tra i comuni interessati per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto. Illustra il punto la dottoressa De Vidi, immagino. Sì, sono io. Prego. Allora, buonasera di nuovo. Allora, con riferimento a questo punto si tratta di una convenzione, o meglio di un convenzionamento che sicuramente avete già visto e che è già in atto all'interno anche del comune di Villorba, perché la normativa e nazionale e regionale attribuisce ai comuni l'obbligo di controllo e prevenzione del randagismo, e nel caso in cui naturalmente il comune non sia dotato, come il comune di Villorba, di un canile proprio, deve trovare forme associative, e la norma lo consente, per poter gestire questo fenomeno. Quindi l'azienda ULS è proprietaria dell'area dei manufatti in comune di Ponzano Veneto, del canile, chiamato Rifugio del Cane, e ha proposto un convenzionamento per poter procedere all'appalto della gestione del rifugio. L'appalto verrà poi gestito dal comune capofila, cioè il comune di Ponzano Veneto. Avrete visto la convenzione a durata di 3 anni, rinnovabili per ulteriori 3 anni, e verrà messa a gara quindi ai fini dell'individuazione del gestore. In questo momento siamo in fase tra l'altro di proroga tecnica, perché la convenzione precedente era scaduta, quindi il comune di Ponzano ha provveduto a una proroga fino al 30 giugno e si aspetta insomma di poter procedere al nuovo affidamento con decorrenza 1° luglio. Le condizioni sono quelle che avete visto all'interno della convenzione, non sono mutate in realtà gli obblighi a carico e del proprietario e dei comuni aderenti. È l'unico canile attualmente in zona, c'è un altro, perché me ne sono occupata, c'è un altro canile nella zona del Vitoriese, che è in comune di Cison di Valmarino, ma sono i 2 canili a cui i comuni possono aderire nel caso in cui, come in questo caso, non ci sia un canile esistente e i costi di costruzione e i costi di gestione non lo consentono per nessun ente. Quindi la convenzione che vediamo in questo momento è una convenzione articolo 30 in realtà, cioè la convenzione tra i comuni per poter aderire quindi in forma associativa all'appalto poi che verrà gestito dal comune di Ponzano. La base d'asta l'avete vista, è la quota per ogni giorno di permanenza 2,85 €, naturalmente a ribasso, e poi c'è una quota di spese di gestione proporzionale al numero di abitanti e quindi al numero di adesioni. 140.000 esattamente. In realtà questo
anche giusto per dire l'iter amministrativo, è l'iter finale, perché aveva già chiesto informalmente una preadesione al comune, all'ente, e noi avevamo preaderito naturalmente perché doveva fissare la base d'asta, cioè in base al numero di adesioni avrebbe stabilito e l'importo della base d'asta giornaliera e l'importo della quota delle spese di gestione. Sì. Quindi adesso i singoli consigli comunali sono chiamati a palesare, diciamo, quella che è poi l'adesione iniziale, informale, che era già stata data. Se ci sono osservazioni, altrimenti questi sono gli elementi essenziali. Grazie dottoressa, si è prontata la consigliera Girasole, prego. Grazie. Non ho osservazioni, più che altro mi piacerebbe conoscere un po' di più l'incidenza del fenomeno del randagismo nel nostro comune, cioè e quanto e anche in termini di, cioè pensando all'attuale appalto e quindi all'attuale gestione. Sappiamo che il centro è sovraoccupato, quindi c'è una domanda superiore ai posti, o al contrario no, e non so se abbiate qualche elemento rispetto anche alla qualità, come dire, del servizio offerto finora. Ecco, qual è la vostra percezione anche di questo centro, di come sta funzionando? Grazie. Allora, i dati non ce li abbiamo, magari li diamo al prossimo consiglio. Posso garantirvi che io comunque sono andato più volte al canile e comunque è messo bene, cioè anche gli animali sono trattati molto bene. Poi per i dati per quanto riguarda il nostro comune li faccio avere al prossimo consiglio. Grazie. Grazie consigliera. Prego consigliere Pizzinato. Quindi si è prenotato il consigliere Bettiol, prego. Sì, era per dire, visto che la gara è al massimo ribasso, siccome ci sono dei lavoratori che mantengono, diciamo, in piedi il rifugio del cane, e sul massimo ribasso che sia previsto l'applicazione del contratto nazionale del lavoro. Per cui sì, siccome poi anche la cifra giornaliera 2,80 a cane per il mangiare, chi è che poi va a controllare se qualcuno specula sul mangiare? Cioè, bisogna che, siccome siamo abituati in Italia alle gare al massimo ribasso, che poi l'appalto e subappalto e via discorrendo, siccome è una anche delle materie del referendum il subappalto, e visto che io faccio parte del comune di Villorba come consigliere comunale, spero che il comune, visto nella figura del signor sindaco, controlli adeguatamente questo fatto. Può farlo anche lei come consigliere comunale, ha tutti i poteri per poter andare a verificare di persona se vengono rispettati anche i contratti di lavoro. Non preoccupatevi, ci andrò io. No, così ho delegato io posso andare anche io come cittadino e come consigliere. Prego. No, io volevo rispondere dal punto di vista tecnico, cioè l'obbligo del codice dei contratti e in materia di contratti di lavoro e in materia di sicurezza sul lavoro sono due voci per le quali, se non vengono specificati all'interno dell'offerta, anche se è al ribasso, l'offerta viene esclusa. E sono sicura che il collega di Ponzano Veneto non deroga, non rischia per derogare a queste norme che sono inderogabili, cioè proprio è esclusa l'offerta se non sono indicate questi due elementi. Quindi dal punto di vista dell'offerta tecnicamente come viene redatta la gara, queste sono garantite. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto numero 4 di questa sera. Approvazione convenzione tra i comuni interessati per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto. Pongo in votazione il punto. Consiglieri, votate. (16 presenti, 16 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto). L'Assemblea approva. Su questo punto c'è da votare anche l'immediata eseguibilità. Aspettate un attimo.
Prego consiglieri, votate. Esito della votazione: 16 presenti, 16 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto. L'Assemblea approva anche l'immediata eseguibilità del punto numero 4. C'è la consigliera Girasole che ha alzato la mano, prego. Sì. Su questo punto si è ultimato, giusto? Io, Sì, ok. sarebbe finito il consiglio. Perfetto, però vorrei prendere un minuto per fare una richiesta di metodo. È fuori campo, fuori consiglio. Sì, la faccio comunque. Una comunicazione. Una comunicazione. Una comunicazione. È una richiesta. La vuole fare in consiglio o può fare anche... Beh, la vorrei fare in consiglio perché penso sia un argomento assolutamente... Non è una comunicazione, è una comunicazione a voi, in particolare a voi e al Presidente della Commissione Affari Istituzionali. È una questione di metodo politico su cui penso sia molto importante che la cittadinanza ascolti in realtà. Comunque... Non è all'ordine del giorno, comunque la può fare lo stesso. Certo, però insomma... Comunque... Sono le 19:25 e io dichiaro chiuso il consiglio. Bene. Siamo sicuri che non ci stia ascoltando nessuno? No, non siamo sicuri, ma... No, perché è uno dei temi su cui bisognerebbe essere trasparenti, penso, con la cittadinanza, non avere il timore di chiudere tutto. Sì, allora quando volete intervenire fuori sacco lo fate benissimo, lo sapete, quindi mi pare che la precisione si adatti soprattutto alla minoranza, comunque non importa. Sì, sì. Ma non si sente mai la maggioranza. Quindi. Non è vero. Sì, raramente. Comunque, ad ogni modo, il tema è